Buonasera a tutti amici belli, è Grande Napoli, passaggio ai quarti, vai, se, caie con, che maestro, e tarantella insigne, grande, non c'è sta niente da fare, è trasuto maestro, è entrato il maestro Amsic, è la ciliegina, i guai, e si è cambiata tutta la storia. Grande Napoli, grande Napoli, avrei ping pong, 2 gol mostruoso, specialmente il primo è stata proprio una cosa fenomenale, proprio una coordinazione proprio bella di Callejon, bella, un passaggio bellissimo proprio, una coordinazione boom. E non capite niente, sti bergamaschi, no, vichinghi sono che rubendini, scusate, Susa sporca, e chi ne merda, perché i rubendini sono sicchi e merda, loro sono chi e merda, è diverso, grande, poi, per l'amor di Dio, raga, il fuorigioco c'era se la palla passava ai guai. Chi lo scema che ha fatto? Papareo fuori gioco, ha chiuso la palla a rete e ha fatto l'assist a Insigne. Non è fuori gioco, perché la palla non è passata ai guai, è nettamente in gioco la palla, quindi non c'è niente da ricriminare. È stato sfortunato in Coppa sta cosa. Da precisare una grande traversa, sta ancora tremando i guai. Scusate, di Insigne, mamma mia, che punizione, una punizione, ecco, mo dal gol che ha fatto in campionato Insigne e dal gol, dal gol che ha fatto, già si è visto che Insigne si sta incominciando anche a riprendere, meno male, sono contento per lui, e che dico, sono contento, sti bergamaschi hanno acchiappato 3 melanorca, e melanorca, bella, grande Napoli, e sti bergamaschi, so chi ne merda sti bergamaschi, da soffrire, domenica col Verò, bella, domenica, 3 pulpette, e Veronese, Bastardone e Vichingone. Vichingone è aspettata, ma non è la miseria, ma broglio sempre. I Vichingoni sono sempre rubbettini, sono sempre bastardoni. I Veronesi è bello nato i 3 pulpetti, bella stimata, con sti bergamaschi, puzzi, e chi ne merda, chi sono. Poi volevo dire una cosa, niente di meno è trasuto sto citarino, tutto nervoso. Citarino, ma perché non ti butti una corda a parte canna? Ma perché? Perché non ti impiccano, Ma tu pure, se stevi ti avessi chiamato una capata mo che ti avessi chiamato, ma che è già venuto tutto scarpato, creva, bruciò culo, e così va già a casa, tutti a casa, a soffrire quando Napoli gioca, e ping pong, non ci sta niente da fare. Poi voglio dire un'altra cosa, e concludo con questa serata, voglio dire una cosa a Criscitiello, ma magno limone con tutta la scorsa, perché tu sei un scemo nato, pasciuto e cresciuto, questo sì, sciacco da occhio quando parli tu, si non piezza e merda, Criscitiello, e t'aggia sempre detto, non che Criscitiello, facciamo crescere troppo, per infurnare e per mangiare, voglio, sempre forza Napoli, sempre comunque e dovunque, ma perché tutto riesce a monnezza e si che merda. Forza Napoli, ciao belli!